Un flusso continuo di persone, 200 nelle prossime 24 ore, altre 800 per fine estate, in una regione che ha già visto transitare nel suo territorio 1895 profughi, di cui 869 si sono fermati nelle strutture d'accoglienza predisposte. Sono i dati enunciati dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia in apertura del vertice convocato a Cacorner con i questori, i sindaci e gli altri prefetti dei 7 capoluoghi di provincia del Veneto. Riunione durante la quale si sono poste le basi di un piano per gestire il compito affidato dal governo italiano al Veneto di essere un hub di prima ospitalità per quanti sbarcano sulle coste siciliane, dove le strutture non sono più in grado di assorbire le presenze. Cuttaia, che è il commissario per il coordinamento in Regione degli Arrivi, ha proposto l'individuazione di aree per le prime 48 ore di soggiorno, i cosiddetti hub, da cui poi organizzare lo smistamento nelle vicinanze degli aeroporti, dato che i profughi arrivano in aereo, e quindi 4 zone potrebbero essere allestite nei pressi degli scali di Treviso, Padova, Venezia e Verona, sfruttando edifici del demanio. Una soluzione che non piace all'assessore alla sicurezza della provincia di Verona, Gualtiero Mazzi, che all'uscita dal tavolo sull'immigrazione ha dichiarato che la possibilità di creare un hub nei pressi del Catullo, lo scalo Scaligero, sono praticamente pari a zero. Ed anche da Padova le risposte sono tutt'altro che favorevoli. Nota la posizione del sindaco Massimo Bitonci, che storce il naso all'idea di dover accettare centinaia di persone perché il governo lo ha deciso, e ribadisce il no categorico all'uso dell'ex caserma Romagnoli di Padova come hub veneto di riferimento per i richiedenti asilo. Una contrarietà espressa direttamente a Cuttaia dall'assessore sociale Alessandra Brunetti, presente al tavolo. I nostri concittadini patiscono ogni giorno gli effetti di politiche sull'immigrazione che sono sbagliate, ha dichiarato Bitonci, politiche che gravano oltre il limite sui contribuenti e mettono a repentaglio la vita di migliaia di disperati che vengono in Italia in cerca di fortuna. E il primo cittadino padovano rincara la dose, definendo il prefetto di Venezia rispettoso della dignità delle istituzioni cittadine, concludendo che Padova non è una provincia dell'impero. Infatti, tra le ipotesi al vaglio, quella di riaprire le caserme dismesse, che in Veneto sono 14. I sindaci chiedono tutti comunque l'unanimità, un piano chiaro di gestione e un supporto valido sia logistico che economico, anche se la gestione diretta del problema è stata affidata dal Ministero, vista l'emergenza, alle prefetture, che di fatto decideranno loro a chi far dare passi, a chi far preparare tende e ogni altro aspetto logistico. Il 25 luglio scade il termine per il bando di gara rivolto a strutture ricettive con una capienza superiore ai 5 posti letto che vogliono dare alloggio ad un prezzo inferiore ai 35 euro al giorno messi a disposizione dallo Stato.